salire. Secondo me vuole la scaletta per salire. Ha preso lo scanno, ma guarda, questa è una palletta di quelle che... Ti ho detto la scaletta! Cos'è che non smonta? La scaletta! Senti, la scaletta è qua, la scaletta, dai! Questa è la scaletta, perché devo farsi bene questa gente? Cos'è che dobbiamo fare? Oh! Sì! Metti a posto lo scanno, va! Allora, innanzitutto benvenuti a tutti! Allegria ragazzi! Allora, questo carnevale 1990, non fare scherzi tu Valletta, mi raccomando! Allora, iniziamo questo spettacolo con lo sciopero delle maschere! Nel fiore Arlecchino, maschera di professione in carne ed ossa, vestita a toppe. E io Pulcinella per servirla, maschera per divertimento, perché io di professioni non ne faccio. Io sono nato poco stanco. Bravissimi amici miei, ben arrivati, vi aspettavo. Aiutatemi a stendere le ultime righe del documento storico che dovrà dire a tutto il mondo la nostra protesta. Sì, una protesta solenne di tutte le maschere. Bravo, bravissimo, ma come te la ciaccoli bene, come parli bene. Ma che fai, Pulcinella? Aiuto te, professore, a stendere il documento. Vedi come lo stesso tutto? Orsù, leggiamo, orsù. O giù, leggete, o giù. Leggiamo il documento ora. No, leggete voi, perché io non so leggere, non ho studiato. Io invece sì, ho fatto per 5 volte la prima elementare. Per batto, può fare batto, per dirci batto. Ma allora tu un poco dovresti saper leggere. No signore e no signori, me ne sono dimenticato. Io sono, come si dice, un analfabeta di ritorno. Già l'andata ha analfabetato poco. Al ritorno non alfabeto più niente del tutto. Beh, sapete, fra me e libri c'era incompatibilità di carattere. Insomma, dove stavo io non potevano stare loro. E voi, ignoratissimi dottorati, siete stati eletti rappresentanti sindacali delle maschere insieme a me, signor Pantalone dei bisognosi. Per forza siamo stati leggi, siamo le maschere più celebri di tutti. Ma leggi, signor Pantalone, leggi. State attenti, leggo. Noi, Pantalone, Pulcinella e Arlecchino. No, scrivi Pulcinella, Pantalone e Arlecchino. Segretario del sindacato generale mascherino, sono mi, scrivo prima Pantalone. No, Pulcinella. Pantalone. Uffa, Pulcinella. Pantalone. Pulcinone. Pantanella. Ma insomma, che cosa mi fate dire? Ripetiamo. Noi, eccetera, 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 rappresentanti democraticamente eletti di tutte le maschere italiane, dirigenti... No, signor, mi fa un soldato semplice. Noi maschere quindi invochiamo lo sciopero. Bene, bravo. E sciopereremo per questi motivi. Primo, uomini e ragazzi dolci hanno dimenticato noi vecchie maschere e non apprezzano più le nostre fatiche per farli divertire durante il carnevale. Il carnevale della mia Venezia era tutta un'altra cosa nel tempo che fu. Secondo, attratti dalle manovre della concorrenza cinematografica, i ragazzi di oggi hanno dimenticato i burattini e le magliolette e non vogliono più bene noi mascherine. Abbasso l'agenda 007, 008, 009. Abbasso tutti i livelli, viva noi! Zittite, tacitate, fate silenzio. Terzo, gli uomini e i ragazzi di oggi non sanno più divertirsi e essere allegri come gli uomini e i ragazzi di ieri. L'anno, e perciò che le maschere indignate o persi entriamo in agitazione. Bravo, ci agitiamo. Un momento, io faccio fatica pure ad agitarmi. Io sono nato stanco. Agitiamoci magari con calma. Le maschere ne abbiamo deciso, entriamo in agitazione, sciopero all'oltranza. Viva lo sciopero delle maschere! No, signore maschere, proprio sbagliate. Non è vero che vi abbiamo dimenticato, non è vero che non sappiamo divertirci. E soprattutto siamo sempre i vostri amici, gli amici di tutte le maschere. Sì, guardate. Evviva Pantalone, viva Pulcinelle, viva Arlecchino! Con mascherine del bel tempo andato, maschere belle da costumi antico, il nostro cuore non va dimenticato, ogni ragazzo per masco amico. È vero, col ciclone del progresso ci vestiamo da indiani e da marziani e Pulcinella si ritrova presso sceriffi ed astronauti americani oppure atomi, mentre che al dipartico si veste addirittura da lunatico. Ma il nostro cuore sta a soffrire ancora, con Brighella affamata di polenta e
sa ridere quando ad ogni ora gianduia qualche burla nuova inventa. Tornate a carnevale in allegria, coi costumi, ricordi e tanta gloria. Con voi non c'è la grande prateria, nel razzo interspaziale va la storia. La storia viva dell'Italia bella, che nella gioia tutti ci affratella. Primo segretario, mi porti la cartella numero 8 che dovevate mettere in ordine questa mattina. Ebbene? Sì, signor ufficiale, ho dimenticato di trascrivere il foglio numero 5. Cosa ha dimenticato? Si ricordi che qui in Russia non si dimentica mai niente. Signore, si metta là. Secondo segretario, riposo. Mi porti la cartella numero 12 che dovevate mettere in ordine questa mattina. Allora? Sì, ma ho dimenticato di trascrivere i calcoli, signor ufficiale. Cosa ha dimenticato? Ho detto che qui in Russia non si dimentica mai nulla. Signore, mi faccia il favore, si metta là. Mi porti la cartella numero 20 che dovevate mettere in ordine questa mattina. Quindi? Sì, ma ho dimenticato di svolgere il lavoro, signor. Dimenticato! Ho detto che qui in Russia non si dimentica mai nulla! Si metta là! Quarto segretario, mi porti la cartella numero 30 che dovevate mettere